Io ringrazio Carlo Giacobini dell'intervento. Credo che poi ci sarà modo di sviluppare con domande e con anche particolari tecnici. Io ne approfitto subito prima di dare la parola a Gianmario De Muro, che ci darà qualche profilo costituzionale anche sulle competenze della Regione Sarda rispetto allo Stato in materia di assistenza sociale. Volevo però commentare insieme a voi queste diapositive in maniera estremamente rapida. Carlo Giacobini ha dato una mano d'aiuto appunto a compilare il rapporto di ricerca del Forum del Terzo Settore nazionale, che appunto si chiama Il welfare di domani, la delega assistenziale e il futuro delle politiche sociali in Italia, che è disponibile tra l'altro in rete, lo trovate dappertutto questo rapporto. Ecco, vedete appunto la dimostrazione delle cose che abbiamo detto prima. Questa è la dimostrazione. Vedete come le pensioni, per le pensioni l'Italia spende nettamente più dell'Europa. Le pensioni parliamo in generale, quindi abbiamo il 16,1 come percentuale rispetto al PIL, in Europa si spende l'11,7. Ecco, sul totale del welfare l'Italia spende come l'Europa, e appunto vedete quasi Italia 26,5 e 26 l'Europa. Ecco, dov'è che spende meno dell'Europa nonostante i grandi luoghi comuni? In sanità, nonostante quello che possiamo dire, in Italia in sanità si spende meno in Italia, di poco, ma si spende meno perché abbiamo il 7 rispetto al PIL e invece abbiamo il 7,7 la media europea. Allora, proprio entriamo nei luoghi comuni e nella quello che ha detto, io lo dico forse appunto Carlo e altri amici relatori, ma io lo dico, ecco, il vecchio governo e noi siamo comunque molto attenti anche all'attività del nuovo governo, non è che cambia niente da questo punto di vista, però il vecchio governo aveva tentato un'operazione di stigmatizzazione, per esempio per quanto riguarda le persone con disabilità o le povertà o tutte queste cose qui. Allora, quando noi vediamo che la media europea è superiore del 31% della spesa per quanto riguarda la non autosufficienza, quindi gli anziani e gli adulti disabili e tutti disabili, quindi se noi abbiamo un tasso dell'1,6 nei confronti della media europea del 2,1, siamo inferiori alla Polonia ma anche ad altre nazioni che in teoria noi riteniamo, noi l'Italia, di essere molto più avanti. Ecco, noi vediamo che questo è un dato scientifico, quindi non si possono fare politiche per continuare a tagliare e a colpire nello stesso posto. Quando parliamo di famiglia, della famosa famiglia, si è parlato prima, abbiamo detto qualcosa prima, ma come dire, l'Italia, che ripeto, io lo dico, tante forze politiche in Italia fanno retorica sulla famiglia, il valore della famiglia, bla e bla e bla, tutto, ecco. Però poi nessuno fa le politiche, o almeno il centrodestra sicuramente non ha fatto mai un'azione di politica per la famiglia, e sapete benissimo che per esempio il ministro Giovanardi stava per dimettere perché avevano tagliato i fondi da 100 milioni di euro a 25 milioni di euro. Allora noi abbiamo una spesa europea superiore del 61%, sulla povertà l'Italia addirittura spende lo 0,1 rispetto al PIL, mentre in Europa è lo 0,4. Sempre rapidamente, questa è la tabella invece che è pubblicata dall'ANCI, qui appunto abbiamo il presidente dall'ANCI nazionale insieme all'Unione delle Province Nazionali e insieme alla conferenza Stato-Regioni, sui tagli che ci sono stati sul Fondo delle Politiche Sociali. Vedete, la prima riga, Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, è passato dal 2008 da 670 milioni di euro a 2011 a 178 milioni di euro. Fondo Nazionale per la Famiglia è passato da 197 milioni di euro del 2008 a zero del 2011. Poi ci sono poi Fondo Pari Opportunità che è stato azzerato completamente, poi è curioso purtroppo, lo dico per dire una cosa leggera, abbiamo il Fondo Nazionale della Non Autosufficienza che è passato da 299 milioni di euro del 2008, era addirittura salito fino a 399 milioni di euro e poi per quest'anno è stato deciso zero. La Sardegna per esempio perderà 15 milioni di euro, meno male che noi abbiamo utilizzato da 10 anni risorse
nostre, ma ci sono regioni che con questo taglio non fanno altro che rivolgersi alle famiglie e dire pagate voi, cioè quindi tu hai un servizio individuale alla persona che deve essere pagato dalle famiglie, se no nessun servizio. Poi anche in Sardegna abbiamo qualche problema, ma poi ne parleremo appunto sull'applicazione dell'ISEE. Ecco, questo per dare un quadro. Un'altra diapositiva velocemente e come vedete dobbiamo essere molto orgogliosi di questa, dove c'è la freccia, quella è la spesa pro capite che abbiamo per la spesa sociale. Anche questo credo sia una cosa che ci debba essere orgogliosi. Questo è un dato del 2008. Qui c'è Remo Sizza che nel 2008 era il direttore generale delle politiche sociali, quindi in questo momento faccio complimenti a lui, ma e ovviamente a chi amministrava in quel momento, c'era la Giunta Soru, ma in questo momento la spesa sociale non è cambiata, nel senso che rimaniamo su questi livelli, è diventata una tradizione. Allora, perché quindi da questo punto di vista la Sardegna è quinta? Io vorrei che quinta diventasse quarta, la Sardegna diventasse terza. Perché? Perché in Consiglio regionale, anche se è difficile avere i dati, io questo lo denuncio e faremo di tutto, noi sappiamo che queste spese, man mano che salgono, diminuiscono le spese sanitarie pure, cioè abbiamo avuto la capacità con la progettazione personalizzata di diminuire le spese sanitarie pure, ovvero sia, senza fare un discorso di contenuti, però quando le persone prima si rivolgevano esclusivamente all'istituzionalizzazione nei casi di difficoltà, oggi le persone non si rivolgono all'istituzionalizzazione e quindi che cosa succede? Che molto spesso, anzi non molto spesso, se per esempio, ritornando alla questione dei famosi progetti della 162, per un anziano grave, quindi al di sopra degli 80 punti, tu hai un budget di 5.000 euro all'anno, un comune, quindi, invece, se quella stessa persona con quella gravità deve essere ricoverata in istituto, spende come minimo 21.000 euro all'anno, se non anche il doppio. Quindi questo è un fatto che è diventato culturale. Infatti in Sardegna noi che cosa abbiamo? Questa è la diapositiva, noi abbiamo che la media sarda è la metà rispetto a quello dei posti letto residenziale, cioè la metà di quella nazionale. Qualcuno l'ha voluta buttare dicendo è un dato di inciviltà, invece è un dato di civiltà, esattamente il contrario, perché la Sardegna si è abituata a fare diversamente e quindi ha fatto prevenzione. Chiudo con quest'ultima tabella, poi semmai ci ritorniamo, vi voglio far vedere come è cresciuta la spesa in maniera esagerata, qualcuno direbbe, ma invece è molto congrua per i progetti personalizzati della legge 162, con quella logica, ripeto, di come vedete poi al cambiamento non si sa, poi veramente io sono molto, lo dico in maniera asettica, ma c'è stato un taglio per quanto riguarda, nonostante quello che dicevano i vari assessori che sono succeduti, però si è passati da 116 milioni di euro, che è il tetto massimo previsto per la legge 162, deciso dal Consiglio regionale all'unanimità, però invece l'assessorato ha deciso sia l'anno scorso che quest'anno di portare il budget a 102 a 103 milioni di euro, nonostante i piani aumentano, non molto ma aumentano, comunque stanno aumentando. Allora non si affrontano così i problemi, perché bisogna vedere quali sono i costi e i benefici. Ora ci sono tanti problemi, ma questo per esempio è una delle cose sulla quale invece si merita una grande riflessione proprio anche per le economie di scala che vengono fatte. Allora chiudo qui questo passaggio di dato. A me interessava però molto far vedere come la retorica della comunicazione che ci dipinge che il sociale è un posto di sprechi, invece il sociale è un posto dove in Italia si spende di meno della media europea, si spende tra il 31, il 61 e il 75% in meno della media europea. Questo giusto per capire come dobbiamo controllare gli interventi.